Suona l'ora della rivolta, quella dei forconi è una bomba a orologeria. Ogni secondo che passa potrebbe esplodere, ogni momento può essere decisivo, devastante. Ragazzi, bloccate. Oggi la folla dei ribelli si rinforza, l'onda d'urto della protesta è più dura. A Verona 700 studenti invadono la città improvvisando un corteo non autorizzato. Alcuni lanciano bottiglie e sassi contro un'auto della polizia municipale. Purtroppo quando c'è aria di protesta arrivano puntuali opportunisti e fanatici del caos. Ma queste sono azioni isolate che i ribelli condannano. Noi siamo assolutamente non violenti. Per una persona che lancia un sasso a un gruppetto di stupidi, io chiedo scusa, non li conosciamo e sinceramente non è giusto che vengano poi guardate male gli altri migliaia di persone che sono qui. 20 presidi in tutto il Veneto, il punto più critico è al casello di Soave, sulla A4 Serenissima, chiuso dalla forza schiacciante della protesta. Blocchi anche a Montecchio Maggiore e a Vicenza, dove la tangenziale viene transennata. Traffico in tilt sulla statale 53 a Cittadella e sulla Pontebana a Ponte della Priula. I disoccupati invadono la rotatoria di Treviso Sud. Non so come fare, sono una situazione troppo difficile e per questo sono qui. Mi dispiace, anche se creo del disagio, però devo farmi sentire anch'io. Una flotta di 300 tir conquista Portogruaro, mentre domani un branco di trattori farà rotta sul casello di Conegliano. Quando si ruba la speranza ad un popolo, si è messo quel popolo in croce e lo si conduce a fare delle cose che non avrebbe mai fatto prima. Anche la zona industriale di Padova è sotto assedio, code sin da questa mattina, ma quella dei forconi è una rivolta condivisa anche dagli automobilisti e dai trasportatori che restano bloccati in code chilometriche. Io sto lavorando, corro, la mattina mi alzo ancora alle 4, però nonostante tutto l'ultimo stipendio che ho preso deve essere stato o marzo o aprile, non me lo ricordo più neanche. La polizia osserva senza intervenire, non ci sono caschi, niente scudi, niente manganelli, tutto è sotto controllo. Le forze dell'ordine fra poco decideranno da che parte stare, non staranno dalla parte di chi ci deruba, i parassiti e i ladri che occupano questo Stato. I forconi lanciano la sfida al governo, alla crisi, alle tasse, ma la loro vuole essere una battaglia pacifica, una rivoluzione con le mani in tasca. Se ci prendiamo qualche manganellata ce la prenderemo con le mani in tasca. Le mani in tasca? Con le mani in tasca. Vedete, perché il minuto dopo che abbiamo preso la manganellata con le mani in tasca, se siamo al bordo strada andiamo a prendere la manganellata in centro strada. Sempre con le mani in tasca? Sempre con le mani in tasca. Se la gente ci segue, noi questo Stato lo stendiamo.